nascita del bambino Gesù è uno dei misteri della fede più affascinanti e appassionanti della storia delle religioni. Il Dio di Abramo si fa uomo, vero uomo in carne e ossa. Lo stesso Dio, che la mente umana non può nemmeno lontanamente contemplare, decide di rivelarsi, di farsi comprendere, condividendo l'essenza della sua creatura umana. La Natività non è una storia sola, è un intreccio di storie, di esistenze, di miti, di personaggi, di racconti, di protagonisti. La Madonna, San Giuseppe, l'Arcangelo Gabriele, l'Imperatore, i Re Magi, i pastori, ogni uomo sulla terra. La Natività è la storia delle storie. Qualche scorcio di questa ci accingiamo a raccontarvi adesso utilizzando le tecniche del canto e del culto siciliano che i nostri ragazzi hanno studiato e appreso durante il laboratorio di musica organizzato dal Dipartimento di Sostegno e diretto dal maestro Giampaolo Nunzio. I ragazzi saranno accompagnati dal gruppo di musicanti siciliani I Belli. Questa prima parte sarà composta da diversi canti e punti. Stibelli di Natale, il punto alle Annunciazioni recitata da Arianna e Maria Catena, Dio vi manna l'ambasciata, il punto in faccia all'Altarini recitato da Vincenzo Lovecchio e a Ciaramedda il pastorale.
di cieli, che gran frutto che da fare. Lo Verbo eterno incarnato tuttia, tutto lo mondo in gloria, si illumina e risplende.